Isola Verde è un'area attenzionata dalla Regione Veneto in merito alla sicurezza idraulica per la quale sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro. Si tratta di due interventi tra le foci del fiume Brenta e Adige in un'area che si è molto deteriorata a causa dello scarso apporto di materiale dai fiumi e a causa delle mareggiate. Ieri in sopralluogo è giunto a Isola Verde l'assessore regionale Bottaccin. In questa tranche sono stati impegnati 1.300.000 euro nei pennelli 5 e 6, proseguendo un'operazione cominciata nel 2018 di rafforzamento delle dighe con un prolungamento soffolto che ha interessato tutte le dighe dell'area. Il litorale di Isola Verde è caratterizzato da cordoni dunosi prospicienti l'arenile che proteggono l'entroterra dall'ingressione marina. Ora è in fase di approvazione un progetto di ripascimento tra i pennelli 3 e 4 con 20.000 metri cubi di sabbia che sarà prelevata dalla foce del Brenta. Ora, vista la stagione balneare, i cantieri si fermeranno per permettere ai turisti di godere delle bellezze della zona.